Buongiorno amiche e amici, buon primo giorno di primavera, cambio di stagione, oggi spetta a me, quest'ora 13, con questo bel tempo, dai. Noi siamo qui dentro in studio, ovviamente non ci cambiano tanto le cose, però per chi ha potuto gustare questa splendida giornata sta arrivando quella che è la bella stagione che porterà con sé anche dei grandi appuntamenti elettorali, quindi politici, e oggi vogliamo fare una chiacchierata insieme ai miei due ospiti sul capire insieme a loro quali secondo loro sono le urgenze della politica, ed è la stessa cosa che poi chiederò anche a voi se avete il piacere di parlare con noi e contattarci allo 0422 61626798 appunto per stare insieme in quest'ora a ore 13 in diretta da San Biagio di Callalta. Ma chi sono i nostri ospiti? Sono due consiglieri della Regione del Veneto, Fabiano Barbisan, in particolare consigliere del centrodestra Autonomia e Libertà, buongiorno, e Stefano Fracasso che è del Partito Democratico. Buongiorno, benvenuti ad entrambi. Insomma, grazie per la disponibilità e vediamo di stare insieme in quest'oretta a capire innanzitutto quali sono appunto dal vostro punto di vista le urgenze della politica. Allora, voi siete in Consiglio regionale, tra l'altro da 4 anni, perché ormai manca un anno, sì, poco più di un anno, a quella che è la fine naturale di questa legislatura, e la prima domanda che vi faccio è se per quel che vi riguarda, diciamo, le cose che vi eravate prefissi sono state realizzate. Barbisan. Beh, sì, a mio avviso è stato fatto molto. C'è sempre qualcosa da migliorare, ma è stato fatto molto, cioè diciamo che il Veneto si mantiene come regione esempio per le altre regioni, si mantiene una regione appunto con un governo che sta producendo. Questo Consiglio, tra l'altro, alla fine vedremo, ma è un Consiglio che ha prodotto moltissimo rispetto anche ai passati. Parlo di norme, leggi, attività. Qual è stata la più importante dal suo punto di vista? Ma ce ne sono state, perché adesso stiamo ragionando sulla questione dell'edilizia, quindi poi il consumo del suolo, poi abbiamo preso in mano e portato avanti la pedemontana, la riforma importante della sanità, poi la più diciamo importante è quella che ci vede appunto a un passo oramai dall'autonomia, autonomia che noi non è che siamo fiduciosi e basta, siamo consapevoli che ci verrà data, anche perché le forze politiche hanno fatto quadrato, parlo in Veneto. È stata fatta una procedura. Allora, facciamo così, poi andiamo nel dettaglio. Prima spolverata su quelle che sono, appunto, secondo Barbisan, le cose concrete realizzate da questa legislatura. Dall'altra parte, ovviamente da questa parte stiamo parlando anche della maggioranza in termini di rappresentanza all'interno del Consiglio regionale, e invece per quel che riguarda Fracasso siamo l'opposizione. No, io riconosco che questo Consiglio di questa legislatura ha lavorato molto, sta lavorando molto. Io peraltro c'ero anche nella precedente, quindi posso fare un confronto. Il collega ha citato alcuni dei provvedimenti, sicuramente la riforma della sanità è un provvedimento di larga portata, perché non dimentichiamoci che riguarda tutti i cittadini, la salute, i servizi, gli ospedali, e anche impegna 3/4 del bilancio della Regione. La nostra valutazione su quella riforma è una valutazione negativa per vari aspetti, che peraltro vediamo che in questi giorni stanno emergendo. Mancano moltissimi medici negli ospedali purtroppo, e quindi se non ci sono i medici non riesce a far funzionare i reparti. Insomma, poi c'è una questione che riguarda l'assistenza ai non autosufficienti, invece, dove siamo in ritardo. Il Veneto è in ritardo perché aspetta una riforma qui da oltre 10 anni e la popolazione invecchia. Ma detto questo, riconosco che c'è un gran lavoro in Consiglio, c'è anche un confronto molto sereno, franco, insomma onesto, ecco, non viziato. Adesso ieri abbiamo aperto la discussione sul 4° piano casa, poi vedremo se si chiamerà ancora piano casa. Qui stiamo parlando di 1 milione di abitazioni
di residenziale, quindi delle famiglie del Veneto, per capire come intervenire su queste. Per noi la grande sfida è il risparmio energetico oggi, perché abbiamo un patrimonio edilizio, io ho qualche numero, insomma più dell'80% di queste abitazioni sono state fatte prima del 1991 e metà ancora prima del 71, no? Quindi patrimonio, le nostre case, insomma, in maggior parte sono case vecchiotte, con il lavoro energetico, c'è questa, insomma, i cambiamenti climatici li abbiamo visti anche in casa qua, no? Certo. Sulle montagne. Quindi allora, provando a fare un attimo, proviamo a fare ordine, allora, giusto per dare una logica anche alla trasmissione, no? Quindi prima facciamo appunto questa analisi su quello che è stato fatto finora da questo Consiglio. Secondo Barbisan grande produzione, Fracasso condivide, però dice vabbè, a me non piace tanto quella che è stata la riforma sanitaria, e quindi Barbisan, sono lei a chiedere intanto, c'è questa carenza di medici, state trovando una soluzione, perché la cosa oggettiva è anche dovuta a delle scelte del governo comunque, sì, ecco, esatto, volevo arrivarci. Noi nella approvazione del piano sociosanitario abbiamo fatto anche una richiesta approvata di metterci 400 medici in più sui 500 che andranno a mancarci appunto con i pensionamenti, con il ricambio, no? Allora, i medici ci sono, però preferiscono c'è una legge nazionale che appunto è lo Stato che va a sistemare queste cose. Dico anche un'altra cosa, borse di studio per esempio, dove vai a portare dentro i nuovi medici, i nuovi neolaureati che si specializzano. La Regione non può farne, nonostante questo, dopo il collega Fracasso dirà sì, avete sbagliato, sì, abbiamo tolto soldi in un comparto che non dovevano essere tolti per pagare 90 borse di studio, ma non si potevano non fare, cioè questa è una forzatura rispetto a Roma, diciamo. L'abbiamo messa in atto, l'abbiamo fatta, non ci è stata impugnata, vediamo cosa possiamo fare. Dopodiché mancano medici. Dico una cosa in più, i nostri ragazzi che si laureano vanno all'estero, perché evidentemente le condizioni a partire dallo stipendio sono migliori. Nonostante ciò, però, abbiamo, diciamo, una possibilità, io sono fiducioso, che avendo a Roma un governo amico, capiscono qual è il problema, lo risolvano, perché non possiamo andare avanti con stipendi bloccati da 10 anni, una decina d'anni almeno, e star qua a far finta che non ci sia il problema. Fracasso, dal vostro punto di vista quale sarebbe la soluzione? Il tema nazionale, se ve ne siete dati allora, il tema nazionale c'è, è vero, però devo anche dire che se un governo come questo sceglie di mettere 10 miliardi per reddito e cittadinanza e non ne trova uno, perché un miliardo servirebbe per assumere i medici di cui c'è necessità e anche rinnovargli il contratto, vuol dire, insomma, che ha attenzioni non per questo servizio sanitario nazionale che è in difficoltà, non solo in Veneto, per carità, poi al sud è ancora più in difficoltà, ma questa è una grande priorità del Paese, questa oggi è, credo, forse tra le prime 3 priorità del Paese. E quindi anche le scelte del governo devono tenerne conto, ripeto, se invece li mettono sul reddito di cittadinanza vuol dire che pensano a qualcos'altro. C'è anche qualche errore fatto in Veneto, perché in passato, quando le autorizzazioni a sostituire i medici venivano date col contagocce, e tanto aspetta e tanto aspetta, tanto hai aspettato che adesso ti trovi che te ne mancano. Adesso parlano addirittura di oltre 1000 in tutto il servizio sanitario. Però ecco, c'è questo aspetto dei medici e c'è un aspetto, io torno a ribadire, che riguarda i grandi anziani, cioè la nostra popolazione. Volevo chiudere, però scusate, ho perso un pezzo del microfono. Volevo un attimo però chiudere questo aspetto, perché
grande attenzione agli anziani da tutti una serie di punti di vista, però perdonatemi, secondo me bisogna dare anche attenzione ai giovani, e il fatto che comunque noi siamo un sistema paese che istruisce e forma del personale medico, e che poi quando questo personale è formato e quindi con grandi investimenti da parte del paese lo perdiamo perché va all'estero, non mi sembra la cosa più lungimirante. Cioè, se fossimo a livello imprenditoriale è come se uno si tira su in casa, in azienda, investe sulle persone, quando poi la persona è pronta per lavorare, tac, va dal competitor, le aziende chiuderebbero, sono un'azienda privata chiuderebbe domani. Voglio dire, non solo, abbiamo anche medici che fuggono dal servizio pubblico perché le condizioni di lavoro sono diventate così stressanti, pesanti, no? I turni molto più carichi di orari, che alcuni, cosa che non era mai successa, alcuni medici dal servizio pubblico vanno al privato. Ne state parlando di questo questa fenomeno? È assolutamente la prima necessità. Ma siamo in sintonia, è presente il problema ed è ancora lì, insomma, è una questione di compenso, di stipendio, di soldi, cioè quanto un medico nel servizio pubblico prende, quanto viceversa prende se va a fare la libera professione. Cioè va affinato, va messo a posto, diciamo, il compenso, perché tutto si risolve lì. Abbiamo degli ottimi professionisti, tant'è che il servizio sanitario si regge proprio a partire dal valore umano, diciamo, perché con i professionisti poi sono in grado e si creano lo staff. Abbiamo un settore infermieristico anche qua professionale. Tutti gli ospedali che sono stati mantenuti con tutti i primariati, diciamo, cerchiamo di dare un servizio ai cittadini quanto più vicino possibile, anche al di fuori delle norme che ci sarebbero date come obbligo dal nazionale, perché se noi contiamo sulle dita l'offerta, è improprio chiamarla così, ma insomma diamogli un termine imprenditoriale. L'offerta che diamo ai cittadini di ospedali, di ospedalizzazione vicino a loro, da noi è più alta rispetto ad altri posti. Cioè, nel veneziano, dentro a Venezia, ospedale al Lido e non può mancare, ospedale a Venezia e guai a tirarlo via, l'ospedale dell'Angelo è l'hub della provincia del contorno e deve esserci, Mirano, Dolo. Cioè, abbiamo ospedali, diciamo, che diamo una bella offerta. Chiaro che se c'è questa, chiamiamola, comodità, cerchiamo non di mantenerla, di renderla ancora maggiore, che ci siano i medici. Ok, brevissima pausa e poi riprendiamo a parlare di quelle che sono le urgenze della politica di questi mesi e di questi anni. Stiamo parlando di urgenze della politica e il primo argomento che abbiamo affrontato, avendo due consiglieri regionali, sapendo che il comparto che fa più riferimento a questo istituto, sia quello regionale che quello della sanità, insomma mi sembra che sia emerso che la prima urgenza è quella di integrare o reintegrare quelle che sono le carenze rispetto ai medici. Per fracasso del PD la soluzione è che il governo destini magari meno soldi a quello che è il reddito di cittadinanza e lo giri in qualche modo. Perché qui avremo la possibilità di dare un lavoro, e un lavoro qualificato, stiamo parlando di medici, di infermieri, di operatori sociosanitari, quindi parliamo di giovani che hanno titoli di studio, che hanno fatto percorsi di formazione, insomma, qualificanti. Devo anche aggiungere che pure l'università deve cambiare un po', perché se non tanto per il numero chiuso a medicina, che ci sta, ma per il numero di posti per la specializzazione. L'imbuto in questo momento è che laureati in medicina non possono accedere tutti a fare la specializzazione, e quindi quelli che escono dalla specializzazione, che poi sono quelli che dovrebbero andare nei nostri ospedali, sono troppo pochi. E qua l'università è stata troppo rigida in questi anni e deve adeguarsi a questa nuova situazione. Resta comunque, insomma, questo annoso
problema della difficoltà di interagire con l'istituto universitario, sia di solito tra pubblico e tra un istituto e imprenditoria, e poi anche l'intera pubblica amministrazione. L'autonomia potrebbe aiutare da questo punto di vista? Come? L'autonomia potrebbe aiutare? Beh, io sono un tifoso e ci credo dal primo momento che ne abbiamo parlato e che è stata creata. Allora anche Ma qua nello specifico, cioè, perché nello poi specifico bisognerebbe anche la sanità diventerebbe assieme alle scuole una competenza regionale, cioè ma non lo è già. no del tutto. Non del tutto. Infatti C'è allora, questo aspetto, si scusa. sì, non del tutto, noi abbiamo degli aspetti tagliati a metà Sì. e quindi manca la metà per andare a integrare. Ma, Cioè, facendo l'esempio sulla carenza di medici, quale sarebbe, diciamo, l'inghippo che poi consente all'intervento regionale a essere efficace? è fare una legge su quello che ha detto un attimo fa il mio collega, dove si permette agli usciti dall'università di medicina di andare a fare la specializzazione, di prendere chiaramente uno stipendio minimo ma adeguato a una specializzazione, perché poi devono viverci su, finché non entrano nei ruoli, ma dobbiamo dare la possibilità ai laureati in medicina, che lo vogliono, di trovare la possibilità, mettendosi in fila coi concorsi, mettendosi nelle graduatorie, ma trovare la possibilità alla mattina di andare in un posto di lavoro, che li formi, che li faccia crescere. Dopodiché sceglieranno ugualmente, perché il mondo poi è ampio, certo, se vogliono andare a praticare la loro vita negli ospedali degli Stati Uniti piuttosto che in Inghilterra, o rimanere nel Veneto o andare in altri ospedali d'Italia. C'è il tema della sanità dentro il pacchetto dell'autonomia, è probabilmente il più interessante. Anche l'Europa. Anche l'Europa, perché c'è un tetto alla spesa del personale in sanità, fissato ancora dall'ultimo governo Berlusconi, quindi parliamo probabilmente di quasi 10 anni fa, però quel tetto ha bloccato le assunzioni. Allora nella proposta di autonomia si dice: se la regione ha i conti in ordine, può assumere e quindi non deve più rispettare quel tetto fissato 10 anni fa. Questa sarebbe una grande opportunità se ha i conti in ordine. Il Veneto ce li ha per fortuna e quindi potrebbe dire: guarda, io ho i conti in ordine, lascia che mi trovi i medici e mi prenda l'onere. Cioè, noi siamo oggi nelle condizioni, il collega lo sa bene, che vengono proposti dei concorsi per delle specializzazioni. Possiamo parlare dei punti nascita, dei pediatri, di qualsiasi. Questi concorsi, se non vanno deserti, vanno quasi deserti. Questa è la situazione attuale, con la richiesta di medici che abbiamo. Se poi andiamo vicino al problema degli anziani, là va a peggiorare ancora la situazione. Però, perdonatemi, siccome il mercato è la cosa più libera che esiste, bisogna pagare di più. Adesso è ovvio, problema di retribuzione, ma di disponibilità, cioè non ce ne sono fisicamente. Non ce ne sono fisicamente. Non ce ne sono. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Sono in linea? Sì, la sentiamo, signora. Come si chiama? Va bene, buongiorno a lei e a tutti. Allora, mi chiamo Sara. Buongiorno Sara. Niente, volevo dire una cosa. Sono quasi 4 mesi, meno 4-5 giorni dei 4 mesi che aspetto di essere messa e chiamata al controllo perché sono stata operata a un occhio. Mi hanno detto quando sono uscita che signora vada a casa tranquilla, fra un mese giusto la chiamiamo al controllo. Allora io ho aspettato 1 mese, ho aspettato 2, ho aspettato 3, sono quasi 4 mesi che aspetto. Mia figlia sollecita parecchie volte, però le dicono signora sono tanti e deve aspettare e altrimenti bisogna andare a pagamento. Ma a pagamento una pensionata penso che insomma non è che sia, sono andata a visita
a pagamento perché dovevo aspettare quasi 4 mesi per la visita e per decidere cosa fare, no? E sono ancora in attesa. Sono ancora in attesa. Non va bene. No. E allora cosa devo fare? Non lo so. Però non va bene, cioè, è una follia, perché poi ovviamente se ci sono delle cose che non stanno funzionando nell'operazione della signora... Il discorso è che ho peggiorato in questo periodo d'attesa. Allora sono andata dal medico di base e mi dice il medico di base prenda questo colirio, ma il colirio costa parecchio, sia l'antibiotico che altro, tutto a pagamento, tutta ricetta bianca qua ormai. Siamo ridotti bene, cosa dice lei? Dico che 4 mesi per aspettare una visita di controllo è una follia, soprattutto dopo, non so che tipo di intervento abbia fatto perché non sono un medico e per cui... Una cosa, guardi, impressionante, non sono capace più, vedo peggio di prima, allora niente, aspetteremo, non so quando. Allora, intanto signora, grazie, le faccio un in bocca al lupo e mi auguro che le risolvano il più presto la sua situazione. Sentiamo cosa ne dicono i miei ospiti. Grazie, la saluto. Grazie a lei. Purtroppo questa è una conseguenza della carenza di medici e quindi dell'impossibilità di far fronte alle necessità di visite programmate o d'urgenza. Io non so la signora dove sia stata operata, quindi non sono in grado di andare più nello specifico, ma questa è una situazione che si sta verificando anche in altre parti del Veneto, perché adesso io vengo dal Vicentino, un ospedale lì, la radiologia non riesce a far fronte alle richieste di esami. Cioè un medico, come qualsiasi lavoratore, ha uno stipendio in base legato alle ore di lavoro che presta servizio. Questo è un problema, ma anche il secondo medico. Dopodiché abbiamo delle strutture private che fanno servizio, perché anche quelle ricordo che sono convenzionate alla regione, quindi per sopperire questi diciamo non sono concorrenti, perché non si può parlare di concorrenza nella sanità, sono coadiuvanti, hanno la libertà che possono gestire i loro stipendi e fa parte di quello che si diceva un attimo fa sul fatto che i medici lasciano il servizio pubblico e vanno in altri posti. Alla signora questi casi vanno tenuti in considerazione. Io dico che tramite il suo medico curante, il medico di base, che porti avanti una segnalazione, perché non è possibile che uno che deve fare un controllo su un'operazione non sia controllato, a rischio che quello che ha fatto nell'operazione ottenuto vada magari a peggiorare, anche perché non siamo noi che diciamo che nel Veneto ci si cura meglio, sono le pagelle, i voti, chiamiamoli, che ci vengono dati, tant'è che facciamo attrazione per le altre regioni, abbiamo milioni di euro di rimborsi che dalle altre regioni ci vengono dati perché i cittadini da altre regioni vengono a curarsi qua, come per altri versi qualche nostro va a curarsi. Faccio magari il ragionamento di un cittadino che mi auguro siano in tanti che ci stanno seguendo in questo momento e io dico sì, a me del fatto che arrivino da altre regioni a operarsi in Veneto potrebbe anche fregar poco, cioè io dico sto in una regione nella quale contribuisco a sviluppare il PIL, affinché ci sia un'economia, a versare delle tasse, esiste una sanità che funzioni, che non mi faccia aspettare 4 mesi una visita di controllo dopo un'operazione a un occhio, cioè penso che tra l'altro essendo voi rappresentanti del territorio dovrebbe essere questa la priorità sulla quale ragionare. Noi per esempio siamo la regione, esula dal discorso dell'oculistica, che ha maggiori strumenti, il robot Da Vinci mi viene in mente, siamo la regione più dotata di questo strumento che non costa poco, adesso lasciamo perdere le cifre, diciamo qualche milionata di euro. Tutto questo per non solo operare meglio, essere meno invasivi, tirare all'obiettivo di ridurre l'ospedalizzazione,
Quindi cercare di mandare a casa il paziente, l'operato, prima possibile, che si curi a casa. Ma questo non è per mandarlo a casa, è proprio per far star meglio la gente. Questo è un caso. Altri casi possono legarsi anche alle specifiche ortopedia, urologia, cioè abbiamo un sistema messo in rete, a mio avviso, cioè, sì, migliorabile, perché è sempre migliorabile, ma con anche la spesa che facciamo, ha ricordato bene il collega, i 3/4 del bilancio della Regione lo spendiamo nella sanità. Cioè, dobbiamo anche cercare di migliorare, ecco, che questi casi siano risolti. La speranza appunto è che a partire da Roma si sblocchi un processo, non sarà immediata l'assunzione dei medici, ma quando si inizia un percorso è chiaro che si va avanti e si procede. Direzione. Okay. Comunque io insomma alla signora consiglio proprio con il suo medico curante di far chiamare il responsabile del servizio di oculistica di quell'ospedale e di avere un contatto diretto, subito, perché certo. veramente non è accettabile che debba aspettare 4 mesi per capire quando fare la visita, quindi questo è il primo passo. Ok, allora sull'aspetto sanitario insomma, mi sembra che le posizioni rispettive siano abbastanza chiare e che le urgenze siano di un certo tipo. Prima si accennava invece alla, chiamiamola gestione degli anziani, forse non è il termine più elegante da utilizzare, però sta di fatto che tra l'altro siamo una popolazione che sta invecchiando sempre di più, l'età media sta alzando e diciamo, il grosso della popolazione sta spostandosi su età sempre più elevate e ovviamente gli anziani, a parte che poi ultimamente l'anziano, no, è diventato l'over 75, 70, 75. Sì, ogni tanto per, così, abbiamo aumentato, per risolvere il problema si decide che gli anziani sono quelli della una certa età. No, abbiamo aumentato l'età della cronicità, si dice nel gergo, no? Quindi portandoci sopra gli 80 anni, diciamo che facciamo vivere meglio la gente. Dopodiché... Che questo è indubbio, attenzione, perché se si alza l'età media vuol dire che ci sono gli strumenti per far sì che la gente viva di più, perché poi non è che per forza dobbiamo sempre vedere le cose sempre in negativo. Età media si alza, uguale qualità della vita e assistenza sanitaria stanno dando dei risultati. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Michela da Annone Veneto. Buongiorno Michele. Io pensavo che i consiglieri lì presenti consigliassero alla signora della visita agli occhi di andare dal medico della mutua, cosiddetto medico di base, che gli facesse un pezzo di carta per dire che la signora aveva bisogno della visita di controllo. È tanto semplice. L'hanno detto, signora, andiamo a fare i medici di base. Michele, un attimo, l'hanno detto entrambi, hanno detto esattamente questo tutti e due. Ah, hanno detto questo, allora perfetto. Poi a me è successa un'altra cosa, ho dimenticato una visita di controllo e per aver dimenticato la visita di controllo mi è arrivata una multa di 15 euro. È una cosa logica o una cosa aberrante? Non ha pagato una visita. Grazie, allora io direi passo la linea alla regia e poi una risposta dagli ospiti sulla domanda della signora. Riprendiamo questa chiacchierata e tra l'altro prima della pausa ha chiamato Michela che appunto diceva io ho preso una multa per non essere andato a una visita, una multa di 15 euro. Durante la pausa si dicevate che è la cosa impossibile e che così non può essere. La multa, una sanzione per non essere andato alla visita non mi risulta ci sia. Allora, uno perde la priorità, viceversa se chiaramente per la prenotazione della visita c'è un ticket da pagare e non l'ha pagato, questa è la sanzione. Anch'io penso che possa essere il mancato pagamento di un ticket, succede, non vuol dire, può succedere anche in buona fede, che gli dicono, fanno la prenotazione e vada allo sportello a pagare il ticket, magari però il signore ha detto che non ha fatto la visita.
Non riesco, adesso dovremmo avere qualche elemento in più per capire cosa realmente è successo in questo caso. Io non ricordo di aver sentito altre situazioni in cui qualcuno che non ha fatto la visita ha ricevuto una multa perché non ha fatto la visita. Non è previsto. Perché ci sono i programmi di screening, ma sono comunque volontari, quindi uno va oppure non va, a seconda se no c'è lo screening, adesso penso per le donne per il cancro alla mammella, per gli uomini c'era quello del collo, le donne, le feci, che fanno certo, ci sono questi programmi tra l'altro molto importanti perché la diagnosi precoce è una delle cose che ti permette di salvare poi la vita, perché se prendi subito certe malattie poi riesci anche a risolverle. Vabbè, nel caso Michela, così se sta continuando a seguirci e voglia di riprovare a mettersi in contatto, che ci spiega meglio qual è stata la procedura con la quale si è mossa per questa visita e quali sono state le dinamiche. Pronto? Sono Giusy. Buongiorno Giusy. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno Dottor signora. Palladin, non ho più sentito niente parlare delle denunce che aveva fatto infermieri e medici per via di accelerare le visite degli amici, dei parenti. Si sa che quando che te si dentro su un posto te cerchi sempre di fargli un piacere, ma però dopo le nostre visite con gli appuntamenti e si allunga, e di un tocco anche, ma perché si mette sempre in mezzo che altri, e dopo mi pare che sia che quando chi te fa la impegnativa entro 60 giorni, se non ti fa entro 60 giorni, si può andare in privato senza pagare il ticket, oppure qui che paga il ticket, e paga quello e basta. Mi pare che sia così a storia. Mi coglie Giusy, qua sono deficitario, mi coglie impreparato e chiedo una mano ai miei ospiti che sono sicuramente più... Mi pare di aver sentito questo qua che se mi fa allora la signora, lei ha ragione, nel senso che può rivolgersi a una struttura privata convenzionata, esatto. E in quel caso lei pagherà la stessa cifra che avrebbe pagato presso la struttura pubblica, purché la privata sia convenzionata. E questo dovete dirlo al pubblico, ma perché tanti non lo sanno. Perché aspettare 60 giorni e poi aspettare altri 15 giorni, altri 20, perché dicono che non c'è posto, che non ci sono medici, che non hanno tempo, e insomma allora bisogna dirlo in televisione che se entro la data che ti prescrive il medico dell'impegnativa non hai la visita, puoi andare in privato e che ti fa la visita. Vi ringrazio. Grazie a lei, insomma, ha fornito lei un'informazione a noi. L'altra situazione che segnalava la signora è riferita a quell'indagine sull'ULSS di Venezia, giusto credo Fabiano, che però non si è ancora conclusa e quindi... per quello che non ci sono notizie, insomma, perché non è ancora aspettiamo che la magistratura faccia il suo... C'era quel fatto dell'ASL 3, dove era venuto fuori un inghippo, peraltro riportato abbondantemente nei giornali, che avevano preso, diciamo, adesso anche la Commissione, anche appunto la politica sta cercando di chiudere l'indagine, d'altra parte la magistratura sta facendo la sua strada, ma così non ho mai sentito di uno che prende la multa, una sanzione pecuniaria perché non va a farsi la visita di controllo. Ok, allora abbandoniamo anche questa parte della trasmissione e io mi vorrei anche rifare a quelli che sono gli eventi di cronaca. Insomma, ieri c'è stato questo evento estremamente grave avvenuto in Lombardia, dove sapete tutti benissimo è stato praticamente dirottato un autobus con un sacco di ragazzini anche a bordo, e la volontà di quello che è l'attentatore, insomma, voleva farlo esplodere addirittura contro un aereo. Adesso non si sa bene cosa volesse combinare questo personaggio. Fuoco. Comunque era incendiato, eccetera eccetera. Insomma, ovviamente è un evento che sta scuotendo
gli animi di tutti i nostri connazionali, perché fatalità c'erano un sacco di ragazzini. Ovviamente quindi è tornato alla ribalta quello che è il tema sul terrorismo, c'è una parte che dice ma era un folle eccetera eccetera, è anche vero che è stata pianificata abbastanza bene questa operazione per definirla così, il raptus di follia. Tra l'altro aveva una fedina penale per cui se io fossi stato il titolare di quella ditta di trasporti, insomma mi sarei guardato bene dal dare in mano un scuolabus a uno che aveva già dei trascorsi per alcolismo, per violenza, insomma diciamo non uno stinco di santo. Noi abbiamo, io do una mia chiave di lettura, con i bambini, con i ragazzi dobbiamo essere, chi mettiamo vicino devono essere educatori, cioè devono fare esempio, devono dare esempio, quindi al di fuori da provenienze, razze, chi più ne ha più ne metta, non si sta, però non è una questione di buonismo o cattivismo, è una questione di accertarsi a colui che diamo in mano un mezzo con i ragazzi. Cioè, poteva veramente buttarsi giù da un cavalcavia, cioè neanche dare, no, ma il problema è immaginare se invece di essere a Milano fosse stato su un viadotto. Ok, cioè, però secondo lei diciamo, chi ha commesso una leggerezza è il suo datore di lavoro? Ma vuol dire che, ecco qua, le norme, perché io suppongo che abbia ottemperato alle norme per l'assunzione, cioè è in regola e quindi ottempera alle norme. Dopodiché bisogna capire, perché con una fedina penale, adesso lo riportano i giornali, la stampa, ho letto lì, mi pare che poteva essere benissimo avergli dato una ramazza che pulisce il cortile dell'auto rimessa. Beh, guarda, innanzitutto questo è un delinquente, poi quanto premeditato, non importa, cioè uno che mette a rischio la vita dei bambini è un delinquente, punto. Sì, e basta. Adesso, punto. Perdonatemi, anche se fossero stati adulti, sì, non è chiaro, che allora, per carità, ovviamente c'è l'aggravante, perché, però qui, insomma, non poi è che... devo dire con dei bambini, alcuni straordinari, che da in fondo il pullman hanno avvisato le forze dell'ordine che sono arrivate, anche alcuni bambini figli di stranieri, vedete come no? È uno straniero che ha salvato il telefonino, se l'è custodito. Poi cioè, questo fenomeno di queste figure solitarie che adesso è successo lì, ci ricordiamo qualche mese fa a Bruxelles, piuttosto che partono così come dico io per la tangente, fuori controllo rispetto a una situazione di convivenza che poi nella realtà dei fatti la viviamo ogni giorno, no, non ha queste... Però questo continuo caricare questi soggetti di odio che poi sprigionano in fatti che in questo caso fortunatamente non hanno avuto conseguenze gravi, ma in altri casi sappiamo benissimo che l'hanno avuto, e quindi qui c'è bisogno di grandissima attenzione, sia, come diceva il collega, quando ci sono di mezzo dei bambini, ma vale per gli insegnanti, vale per maestre, vale per i professori, vale per i bidelli nelle scuole. Abbiamo approvato una legge anche per la videosorveglianza nelle scuole, perché poi succedono delle cose per niente raccomandabili. E poi ovviamente anche nei posti di lavoro. Anche nei posti di lavoro. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno. È possibile che tante parole, prendiamo questo signore, lo mettiamo al muro e gli facciamo una scarica di pallottole. È praticamente, come dice Mao, sacrificare uno per raddrizzare 100. Cosa ci vogliono tante parole? Aspettiamo i prossimi, perché non sono finiti. Non credete mica che la speranza sia, ma speriamo che non succeda. La speranza è stufa di avere sempre questi casi. Non sarà più speranza,
sarà praticamente altri omicidi, altri sacrifici, sacrilegi, diciamo, sacrifici per il personale qui. Adesso i bambini, ma 52 bambini, le mamme di questi 2 bambini che potevano essere tutti morti, non possono pensare a una pena di morte a questi. Possono pensare di insomma, appunto, mi sembra di capire che la sua posizione sarebbe per pene drastiche qui, e non sempre dare la possibilità non si può, mandi. Grazie, allora, grazie, breve interruzione, poi siamo con l'ultima parte di ore 13. A 3. Nel frattempo, tramite internet, stiamo cercando di informarci sulla telefonata di prima, perché è nato un dibattito interno qui a ore 13. La signora Michela diceva: io mi sono dimenticata di una visita e mi è stata rilasciata una multa di 15 euro. Allora, sembra, da quello che leggiamo, perdonate, non è carino leggere, però insomma ho trovato una cosa. Allora, in Veneto tolleranza zero, questo lo scrive Donna Moderna. Allo scopo di responsabilizzare l'utenza e migliorare il governo delle liste d'attesa, e quindi è una cosa che deve valere un attimo per tutti, si legge nelle pagine web dell'ULS 4 orientale, tra l'altro della sua zona. La normativa di riferimento regionale ha introdotto un deterrente per tutti gli utenti che prenotano una prestazione medica, come probabilmente è stato il caso della signora Michela, diagnostica o qualsiasi altra tipologia erogata dal Servizio Sanitario Nazionale. Chi non si presenta all'appuntamento senza averlo in precedenza annullato dovrà pagare l'intero costo della prestazione, anche se esente, e non più solo il ticket. Allora, sostanzialmente non è una multa, però se si prenota una cosa e anche se non ci si va, sostanzialmente si deve pagare lo stesso. Probabilmente la signora Michela ha usato il termine multa, possiamo chiamarla in un'altra maniera, sta di fatto che se si salta una visita si paga lo stesso. Questo è, penso che... ticket, se si prenota una visita bisogna pagare il ticket, questo è e se non si usufruisce della prestazione comunque lo si deve pagare. Dopodiché ricordiamo anche un altro fatto, che nel Veneto non si paga la quota regionale. Si parte da 14,25 euro, che corrisponderebbe anche alla cifra che ha pagato la signora. Le tariffe delle specialità di servizi offerti sono estremamente variabili, si parte da 14,25 euro. Il ticket minimo. Fino la cancellazione di un appuntamento già fissato può essere fatta entro le 12 del giorno precedente, solo nel caso in cui la giornata precedente non sia festiva. Ok, allora, tecnicamente non è una multa, nella sostanza se si salta una visita e non si avvisa bisogna pagare lo stesso, farla breve. Oppure bisogna avvisare che non si va. Ovvio, bisogna avvisare un giorno e mezzo prima. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi parla? Sono Paola e parlo da Dosson. Buongiorno Paola. Intanto buongiorno a tutti e tre. Grazie. Niente, io voglio dire una cosa, gravissimo quello che è successo nel discorso del pullman, eccetera, gravissimo, ripeto perché non vorrei essere fraintesa. Certo. Quindi le aziende dovrebbero controllare anche per le vacanze degli studenti. Ok, però io dico anche un'altra cosa, approfitto di questo argomento, ma voi non vi rendete conto come noi italiani guidiamo in macchina? Io questa mattina sono rimasta inorridita perché su una rotonda che io non potevo oltrepassare perché c'era un impedimento, tutti strombazzavano dietro. Noi dobbiamo imparare prima di tutto noi il senso civico, il codice stradale e insegnarlo agli extracomunitari e a chi viene. Ma se non siamo noi, scusate, lasciamo fare, scusate, sono polemica, però ne ho due palle proprio. Vi saluto apprezziamo molto la sincerità, signora, guardi, la ringraziamo per l'intervento e personalmente io lo posso anche condividere. Io ritengo che comunque insomma, se c'è un diritto a gestire le cose, in questo caso il codice della strada, secondo me che uno sia italiano, tedesco o senegalese dovrebbe valere per tutti la stessa maniera. Tanta maleducazione, proprio maleducati al volante,
è dato per scontato. Possiamo essere d'accordo tutti e tre. A partire dalla famiglia, nella crescita, per poi intervenire nella autoscuola, scuola guida, insomma quando uno li porta a prendere la patente. Le regole basi di dare un minimo di precedenza a chi ci arriva da dietro, se va a destra, mettersi un po' a sinistra, cioè cercare di non creare gli inghippi. Ecco, siccome io sono diciamo, sempre a cavallo delle strade, oramai ho fatto la vita a correre in macchina e mi trovo spesso a attendere dei casi che non... Ma ciò fa parte della costruzione mentale, dell'educazione e anche una cosa, del rispetto verso gli altri, perché bisogna essere anche rispettosi degli altri. Sì, poi vabbè, andremo un attimo fuori dal tema. Ci vorrà un po' più di tempo. Sì, sta di fatto che ci sono anche delle urgenze, cioè ci sono degli allarmi molto forti da parte della stessa polizia stradale su, per esempio, l'uso di questo coso che abbiamo usato adesso. Volevo aggiungere un qualcosa sul fatto del pullman lì. A me viene da rabbrividire se penso al passato recente, dove alla Promenade des Anglais in Francia un camion ha fatto una strage, a Barcellona un furgone ha fatto una strage, Londra, in giro per il mondo, furgoni che vanno addosso alla gente deliberatamente, e vivere come viviamo oggi anche nella nostra Venezia, dove arrivi con i garrai là, con i New Jersey, le barriere di cemento, insomma, messe, con i militari, cioè in stato di guerra si schierano i militari, ma polizia, carabinieri, vigili urbani, tutti a fare la vigilanza, tutti armati, dovrebbero essere in insufficienza. Quindi quello che c'è da dire, regole certe, le sanzioni, le leggi ci sono, chi sbaglia va in galera e rimane in galera. Questo è quello che deve essere il messaggio che deve passare, indipendentemente, dico, dalla politica di governo, perché qua è lo Stato ad essere messo in discussione. Siamo in chiusura, Fracasso, regole certe la soluzione? Regole certe, pene certe poi, perché poi se in Italia abbiamo purtroppo questa cosa che la pena poi si interrompe, no, perché c'è il ricorso, no, la certezza della pena è un altro elemento di sicurezza per tutta la comunità, per le persone, per i cittadini, e dovremmo fare di tutto perché questo sia rispettato. Io però in chiusura mi sento di dire una cosa, di sollevare un attimo gli imprenditori invece da questa partita, perché perdonatemi, chi fa impresa deve assolvere a una valanga di burocrazia e di quant'altro. Se la partita che deve giocare l'imprenditore poi deve essere anche capire la fedina penale di chi va a chiedere lavoro da sta figura, cioè secondo me è un po' cioè, non deve essere una partita in mano agli imprenditori, perché sennò veramente allora l'imprenditore si deve mettere a fare il poliziotto, il vigile e anche il magistrato. Ma la fedina penale è una cosa che uno ce l'ha o non ce l'ha, ma ce l'abbiamo tutti. Sì, però allora deve essere nel diritto del lavoro, cioè nel diritto del lavoro, perché io da me dovrei assumere uno che ha avuto dei precedenti penali e uno che guida un autobus. Voglio essere chiaro, se posso, cioè noi abbiamo le autostrade piene di camion, di tir e compagnia. È chiaro che se uno va a sbattere, il primo che muore è lui, no? L'autista che va, e quindi non lo fa. Ma diamo in mano a un camion, un mezzo, a uno che ha mostrato nel passato segni di squilibrio, cioè adesso chi guida il camion non beve, cioè per legge bene, però, bene, insomma, non beve. Però non deve essere una partita, secondo me, mi perdoni, dell'imprenditore. Uno va un momentino seguito, ecco, tutto qua. Grazie signori, buon lavoro, ancora un anno a disposizione, mi raccomando, in Consiglio regionale portate avanti quelle che sono le vertenze dei veneti. Ciao a tutti.